Allora Sandro, tu preferisci il panettone, il pandoro, perché qui siamo ma guarda chi c'è, i nostri telespettatori. Eh sì, dovete sapere che lui è il nostro Sandro e confeziona tutte le notizie che ogni ora con i nostri TG Flash vi naturalmente mandiamo in onda. Grandissimo Sandro, facciamo gli auguri quindi ai nostri telespettatori. Auguri a tutti i telespettatori, amici, conoscenti, parenti per un buon Natale. Perfetto, godetevi i prossimi servizi. Sandro, allora, panettone o pandoro? Gli anticideri? Panettone? Panettone, anche a me piace. Grazie per la linea, siamo in compagnia di Pino, instancabile lavoratore, e Pino ci darà qualche consiglio magari per gli antipasti, visto insomma quello che vende. Benissimo. Per il cenone di Capodanno. Perfetto. Cosa Emiliano. Allora, per Capodanno io vi consiglio come antipasto delle olive di nostra produzione ripiene con aglio, oppure con formaggio o con mandorla o con peperoncino, poi ci mettiamo dei pomodorini ripieni, dei pomodorini secchi conditi con origano, prezzemolo e i nostri aromi, o dei carciofini col gambo con un po' di prezzemolo e basilico, o dei peperoncini ripieni di tonno o di formaggio. Pino, ma lei mi dice sempre delle nostre parti, di nostra produzione, quindi di dove? Bisogna dire Calabria, della grande Calabria, dove si mangia bene. E si mangia piccante anche. Si mangia piccante, si mangia anduia, mannaia l'anduia, si mangia la salsiccia, la soppressata, a sardella. E quindi un Natale e un Capodanno soprattutto piccante. Questo come antipasto. Allora l'antipasto lo facciamo così, poi facciamo 2 spaghetti, anzi 2 maccheroni con l'anduia. Con l'anduia. È una cosa fina. Una cosa fina? È una cosa veramente fine, e poi un po' che carne ci vuole, un po' che crapetto o agnello fatto un poco piccante. Tutto piccante. Tutto Bene, piccante. allora facciamo degli auguri piccantissimi. E poi ci vuole anche un po' bicchiere di vino. Pino, naturalmente, se no il capretto una bella bottiglia di Cirò. Un Cirò. Ecco. Pino, facciamo gli auguri ai nostri telespettatori di buon anno e buon Natale. Certo, sì, io vi faccio tantissimi auguri, vi faccio tanti auguri, è Natale, un buon Capodanno, a parte mia e di tutta la Calabria. Auguri a tutti quanti. I miei auguri a Padova sono veramente degli auguri sentiti. Io sono 3 anni che sono qui, ricordo di essere arrivata proprio in un periodo di festività, e devo ringraziare questa città, perché è vero che sono stati 3 anni impegnativi, 3 anni di grandi difficoltà, però sono stati anche 3 anni dove io ho sentito spesso una città che mi ha sostenuto, una città che in qualche modo ha capito la difficoltà del prefetto, e io mi auguro che ci possa essere adesso veramente un ripercorso. Questa città merita di diventare un volano per il Veneto. Quali le prospettive per il 2017? Dovremo continuare a lavorare su questa strada, cercando di contenere sempre al massimo il numero dei reati, e soprattutto di quelli predatori, della microcriminalità, che sono quelli che più preoccupano i nostri concittadini. Facciamo ora gli auguri di Natale ai telespettatori del gruppo editoriale TV7. Bene, a tutti i telespettatori da parte della Polizia di Stato di Padova e della sua provincia, un buon Natale e un 2017 più sicuro ancora. Ecco, cosa si sente di augurare ai telespettatori che la stanno guardando in questo momento? Innanzitutto un buon Natale, delle buone feste a tutti loro, alle loro famiglie, ma soprattutto il coraggio. Di avere coraggio, di non farsi prendere dalla quotidianità, che sicuramente è una quotidianità difficile, ma se tutti insieme facciamo un po' di forza e coraggio, e insieme tiriamo fuori il buono che c'è nella nostra società e immaginiamo di ricostruire un percorso sano, buono, sicuramente usciremo prima dalla grande crisi che viviamo. Presidente, come Presidente della provincia facciamo gli auguri a tutti i cittadini, e che cosa gli auguriamo anche per l'anno nuovo?
Sì, un augurio fortissimo, caloroso di buon Natale a tutti i cittadini, ai miei cittadini di Savazzano, ma anche di tutta la provincia, ai telespettatori di TV7, di un Natale che sia sereno, sicuramente caloroso, in famiglia, con i propri cari. Ingegner Pasini, l'ho beccata, proprio il giorno di Natale si mette a fare le fotocopie, ma quanto siamo lavoratori! Vabbè, per l'azienda questo è altro. Facciamo gli auguri a chi ci sta seguendo da casa. Auguri a tutti. Sa dove la porto con un doppio servizio che è una cosa esclusiva? Al Caffè Florian di Venezia, e andiamo anche a conoscere il sindaco di Bassano del Grappa. Non vedo l'ora. Lanci lei, dica, guardiamo il servizio. Guardiamo il servizio. Auguri. Fuori a Venezia fa freddo, qua dentro al Caffè Florian però c'è il modo di riscaldarsi anche davanti proprio a un buon caffè. Ecco, lei ci diceva che tra un po' festeggerete i 3 secoli di storia, perché proprio il 29 di dicembre. Allora, il Caffè Florian è stato aperto proprio il 29 dicembre nel 1720, quindi quasi 3 secoli fa. E da allora è in piazza San Marco che domina la piazza insieme ad altri caffè storici, certamente. E l'unico caffè è rimasto coerentemente un caffè dall'apertura ad oggi, cioè si chiamava la Venezia Trionfante nel 1720, ma i veneziani l'hanno sempre chiamato Florian, diceva un demo al Florian. Erano così affezionati, legati a questo proprietario, no? E ancora noi sentiamo lo spirito del floriano oggi. Qui tipico per il caffè, chiaramente legato all'importazione del caffè e della cioccolata calda, altra buona bevanda con cui riscaldarsi, soprattutto in questo periodo natalizio. Ecco, invece per quanto riguarda Capodanno avete già ideato un po' il menù che si potrà degustare. Ecco, ci dica cosa c'è di particolare. Beh, noi abbiamo uno chef bravissimo, sicuramente sposa la tradizione veneziana con dei cicchetti, no? La tradizione del cicchetto con qualcosa un po' più sicuramente originale, frutto della sua inventiva, e piatti tradizionali. Non mancheranno il pesce, non mancherà la zucca, non mancheranno i cicchetti di baccalà mantecato, tipicamente veneziano, anche di salmone. Diciamo che sposa il gusto di una clientela internazionale, ma anche dei nostri clienti affezionati, perché il veneziano sicuramente ha un fortissimo legame proprio di eredità storica con il Florian. Accontenta un po' tutti e tutti lo apprezzano. Ecco, facciamo così, il caffè si fredda, quindi direi facciamo gli auguri a tutti i telespettatori di TV7 e di buon Natale e di felice anno nuovo. Buon Natale, che sia un anno buonissimo per tutti, ne abbiamo un po' bisogno tutti, no? E noi intanto ci beviamo il nostro bel caffè. Grazie. Grazie a voi. Sindaco, che anno è stato innanzitutto, e poi un saluto, visto che oggi è la giornata di Natale, ai nostri telespettatori. È stato un anno interessante dal punto di vista amministrativo, con molte cose messe in cantiere, con qualche problema di tipo giuridico nell'avviare alcune istanze, alcuni percorsi, però con la volontà di farci fronte. Sono convinto che l'anno prossimo sarà l'anno giusto per parecchie cose. Bassano del Grappa, cioè ci tenete a questa cosa o è una sciocchezza mia? No, è importante Bassano del Grappa, perché questa specificazione l'abbiamo ottenuta proprio in seguito alla Prima Guerra Mondiale, per il grande tributo che Bassano ha dato in quel conflitto, e in questi anni di centenario credo che sottolineiamo ben volentieri Bassano del Grappa, quindi l'appartenenza a questo massiccio, a questa montagna così importante per Bassano, ma per l'Italia intera. Non resta che fare quindi gli auguri, oggi è Natale e per Capodanno. Auguri a tutti di davvero un felice Natale, un buon Natale e un anno nuovo, soprattutto auguri di potersi rinfrancare in questi giorni che ci vedono insieme ai nostri affetti più cari, per poter poi riprendere il cammino con l'energia di sempre. Adesso vi porto a scoprire un settore fondamentale per quanto ci riguarda, perché se qualcosa della nostra tecnologia non dovesse funzionare, interviene chi? Il nostro Lorenzo, e infatti, come potete vedere, è già pronto all'intervento con i suoi computer. Lorenzo, facciamo gli auguri ai nostri telespettatori. Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Lorenzo, questa è una tecnologia che abbiamo soltanto noi, vantiamoci un pochino. Sì, sono trasmettitori stupendi che trasmettono il nostro segnale in tutto il Veneto, il Friuli. E grazie a questa tecnologia adesso vi potete godere questi splendidi servizi natalizi. A voi la linea. Sindaco, è arrivato il Natale, si sta concludendo questo 2016, un bilancio. Beh, è stato un anno molto importante di realizzazione
di tante cose che abbiamo fatto come sistema Treviso. Penso al ritorno delle grandi mostre a Treviso, la storia dell'impressionismo è un successo, abbiamo la città piena, la bella rete di festival che hanno riportato un turismo interessato e vivace a Treviso, quindi Carta Carbone, Sole Luna, tutti questi festival, una città viva che ha fatto della cultura un motore di rinascita, quindi siamo molto contenti di quest'anno, è stato un anno molto positivo, sicuramente è un anno dove abbiamo dovuto affrontare grandi emergenze, grandi difficoltà, il tema dei richiedenti asilo e dei profughi, ma lo stiamo cercando di farlo con grande serietà e devo dire che a Treviso la situazione, pur difficile, è assolutamente sotto controllo. Poi abbiamo voglia di continuare a lavorare insieme con tutti e penso che la forza della rinascita di Treviso sia questa capacità di tutti, comune, associazioni, cittadini che lavorano insieme, quindi per il 2017 vogliamo continuare a fare squadra e far sì che sia un anno che dia prospettiva a tutta la città. Ecco, un obiettivo particolare che sente più di altri per il 2017? Beh, il 2017 deve essere l'anno in cui concretizziamo il consumo di suolo zero dal punto di vista urbanistico, quindi il fatto del ritorno a una gestione del territorio diversa, e deve essere un anno dove dal punto di vista sociale riusciamo a garantire la possibilità che tutti stiano meglio, ecco, quindi un forte impegno per il sociale. Ecco, cosa si sente di augurare a tutti i telespettatori, insomma, facendo anche gli auguri di Natale? Beh, che il periodo natalizio sia il periodo importante per tutti, un ritorno ai valori, un ritorno al calore che la famiglia, che il fatto di stare insieme alle persone che ci vogliono bene dà, quindi un momento di ricarica per tutti, per ripartire per un 2017 che sia per tutti carico di fiducia, di prospettiva e di voglia di andare avanti in modo positivo. Buon Natale a TV7 e a tutto il mondo. Vabbè, Augurissime a tutto TV7. Tanti auguri TV7. Buon Natale TV7. Buon Natale, TV7. vai! Buon Natale a TV7. Buon Natale a TV7. Tanti auguroni agli telespettatori di TV7 di un felice Natale e un prospero 2000, sono rimasto indietro, di 2017. Auguri a tutti i telespettatori di TV7. Tanti auguri a TV7. Tanti auguri a TV7. Vabbè, innanzitutto qui dobbiamo raddrizzare perché, come vedi, non è proprio a bolla o in bolla, come si dice? In bolla. È Marius, il nostro fantastico tuttofare, mi viene da dire. Se c'è un qualcosa da costruire, le sue mani d'oro la sanno realizzare. Marius, dobbiamo fare gli auguri ai nostri telespettatori, ma tu devi fare per favore degli auguri speciali nella tua lingua, cioè della splendida Romania. Come diresti? Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru... Si è dimenticato, pensate un po', la sua lingua, perché è da anni che Marius è qui, giusto? Non è facile da dire certe cose in rumeno stando parlando con le persone italiane, per cui mi farebbe piacere di rispondere sempre in italiano. Ma l'importante, insomma, che i sentimenti traspaiano, che sia in italiano, che siano in rumeno o che siano in americano. Tanti auguri, giusto Marius? Sì, tanti auguri a tutti quanti, tutti i nostri colleghi che lavorano in Triveneta e soprattutto ai nostri capi. Un auguro di buon fine anno e le auguro tutto il bene del mondo. Bene, allora adesso ci godiamo altri fantastici momenti. Dritto qua, lo dobbiamo fare sempre dritto, questo qua non è venuto proprio in bolla. Una piccola sorpresa per voi che ci state ascoltando, siamo sempre naturalmente a Vicenza ma in un posto speciale, siamo nella chiesa di San Lorenzo con Padre Giulio dei francescani di San Lorenzo, mi viene da dire, e vorremmo fare un piccolo augurio, un augurio religioso naturalmente. Sì, oggi è Natale, per cui celebriamo questo mistero della nascita di Gesù Cristo. È questo il nucleo del Natale, il Salvatore Gesù che nasce
a Betlemme e viene riconosciuto, oltre che da Maria e da Giuseppe, viene riconosciuto dai pastori che vengono svegliati dagli angeli. Trovano il segno povero, umile, del bambino avvolto in fasce. Anche noi auguriamo a tutti proprio che da questa Chiesa, da questo presepio, venga annunciata la pace, l'aumento della fede, la salute, il lavoro, in modo particolare a chi non ce l'ha o è precario, agli ammalati e ad ogni persona che ha bisogno di essere risollevata nel corpo e nello spirito. Buon Natale quindi. Commissario Penta, allora è passato più di un mese ormai che lei è qua a Padova, come sta andando? Beh, direi che sta andando bene pur nella complessità della situazione e quindi sto lavorando intensamente proprio per cercare di risolvere qualche problema che mi sono trovato sul tavolo. I padovani, si è fatto un'idea di che tipi sono? No, i padovani sono molto simpatici, molto affettuosi, io ho un sacco di attestazioni di stima, anche quelle poche volte che riesco a fare due passi in centro, devo dire che molti mi fermano per salutarmi e per farmi complimenti. Complimenti spero di meritarmeli, loro adesso me li danno per fiducia, dopodiché spero che questa fiducia sia ben riposta. Beh, gli auguri sono quelli più sinceri, perché si possa passare un Natale sereno e un anno 2017 migliore di quello che ci lasciamo alle spalle. Non è stato un anno, il 2016, molto fortunato per nessuno, per il resto del mondo. E quindi sostanzialmente dobbiamo adesso dimenticare tutte le brutte cose che leggiamo sui giornali dalla mattina alla sera e cercare di affrontare l'anno con rinnovato spirito. La domanda praticamente che io è un suggerimento che sostanzialmente ed era una frase utilizzata dal Presidente degli Stati Uniti Kennedy, il quale diceva: non chiederti che cosa lo Stato può fare per te, chiediti semmai quello che tu puoi fare per lo Stato. Alessandro, Guido, siamo venuti a beccarvi in flagranza di reato. Cosa stavate facendo? Si stava lavorando qui. Dice che stavano lavorando, ma vi sembrano due che sono dietro a lavorare questi due? Certo, certamente, impegnatissimi. Alessandro, si lavora quindi con la bottiglia e i pasticcini? Sempre. Chiudiamo un occhio però, perché è Natale, quindi va bene, ci sta. Ragazzi, vedo che state anche brindando insieme a un tirannosauro. Sì, è un vecchio amico e brindiamo con lui a questo Natale. Allora, vi piace il basket? Siete appassionati di sport? Sì, certo. Perché abbiamo da lanciare degli amici che veramente sono speciali, sono grandissimi, la Reyer, e poi andiamo anche a Bassano da altri amici che sono su un ponte e ci raccontano qualche storia del passato, una storia importantissima visto che c'è anche un centenario. Chi ci pensa qui ai saluti e a lanciare? Vai tu. Sono decisi e sarà forse anche merito del vino e dello spumante. Godiamoci il servizio insieme. E ovviamente anche l'Human Reyer ci teneva a fare gli auguri di Natale a tutti i telespettatori di TV7. Come sta andando la stagione? La stagione finora sta andando abbastanza bene, nel senso che siamo secondi in campionato e abbiamo passato il turno di Coppa, di Eurocup e quindi proseguiamo, credo, nel migliore dei modi. Insomma. Prospettive per il 2017? Beh, cercare di stare nei piani alti della classifica e arrivare pronti per i playoff. E poi in Coppa più avanti possibile, ma la Coppa è un'esperienza che facciamo per confrontarci con team europei di qualità e quindi tutto questo ci deve tornare utile poi per il campionato. Ecco, per chi è a casa e non può capire cosa significa avere il palazzetto pieno quando ci sono le partite. Beh, la cosa più bella penso sia per chi allena che sia per chi gioca, coinvolgere tutta la gente, poi ovviamente sta a noi coinvolgerli facendo anche delle buone prestazioni e infatti invito anche chi non è mai venuto di partecipare, di venire qui. Abbiamo sia la parte femminile che la parte maschile, credo che ci sia un ambiente ideale dove passare qualche ora di sport e anche di divertimento e condivisione anche dei valori che qui abbiamo in Reyer.
Un augurio quindi a tutti i telespettatori di TV7. Sì, faccio gli auguri di buon Natale a tutti, di buone feste e vi aspetto qui in palazzetto a Tagliaccio. Io adesso ovviamente mi cambio e vado anch'io a fare 2 tiri, intanto credo di essere molto più bravo di tutti loro, insomma. Ecco, so che non sono molto alto, ma le faccio una domanda, c'è un buco per me in squadra? Beh, per come siamo messi adesso assolutamente sì. Allora, tanti auguri a tutti i telespettatori di TV7. Beh, tanti auguri di buon Natale a tutti i telespettatori TV7, a tutti gli appassionati di sport e a tutti quelli che vi seguono e che ci seguono. Ma hai voglia di fare un augurio ai nostri telespettatori? Ma certo, ci stanno tanto vicini e questo volevo fargli gli auguri di buon Natale e un felice anno nuovo. Raider fans, thanks for the support and thanks for coming here and being great fans that you are, and Merry Christmas and a Happy New Year. Bene, è impossibile non venire a Bassano. La rifaccio. È impossibile venire a Bassano del Grappa e non salutare l'immagine di Bassano del Grappa, soprattutto adesso nel centenario, cioè gli alpini. Siamo in compagnia del direttivo, partiamo da Gambaretto, dal signor Gambaretto. Lucio, è Natale, oggi è Natale, quindi ci prendiamo le confidenze. Lucio, oggi più che mai, insomma, l'impegno degli alpini e l'importanza di questo ponte. Ecco, se noi guardiamo il ponte oggi ci sembra che sia è in condizioni piuttosto pietose, diciamo. Però comunque ha qualche annetto, dai. Ecco, direi che rappresenta bene anche la situazione dell'Italia in questo momento, però noi siamo certi e siamo sicuri che ben presto sarà riportato nelle condizioni iniziali. Questo è il ponte degli Alpini, questo per noi è un simbolo che ci rappresenta ed è per noi estremamente importante che venga rimesso in piedi nelle sue condizioni migliori. Io vorrei porgere a tutti gli alpini d'Italia, a nome del presidente Rugolo, di tutta quella che è a tutti gli alpini bassanesi, un caro augurio di buon Natale e che quel messaggio che il buon Dio ci ha mandato più di 2000 anni fa, pace in terra agli uomini di buona volontà, possa entrare in tutte le case. Entrare in tutte le case e anche direi in tutte le nazioni, perché in questo momento sarebbe bisogno che questo messaggio attecchisse in tutto il mondo. Zampellon, sempre del direttivo ANA di Bassano del Grappa, c'è un'importantissima adunata a maggio. Sì, come ogni anno gli alpini nel secondo weekend di maggio si ritrovano per quella famosa adunata nazionale che accoglie, che raggruppa circa 300.000 alpini ogni anno da tutte le parti d'Italia. È il momento clou, diciamo, della nostra vita associativa, è un momento in cui si ricordano le vecchie esperienze di quando si è fatto il servizio militare, si rincontrano vecchi amici, si rispolverano e si vede anche un po' di grappa. Ma non necessariamente, diciamo che il mito dell'alpino che beve va un po' sfatato perché non rispecchia la realtà. Due corpi sono famosi perché non mollano mai, i carabinieri e voi. Qual è il vostro segreto? Ma forse il fatto di aver fatto il servizio militare in montagna, in particolari condizioni ambientali, le tradizioni che ci sono nelle nostre zone dove venivano reclutati i ragazzi che dopo prestavano servizio militare negli alpini. Questo penso che sia... Allora, con l'augurio che questo ponte sia un po' come la Torre di Pisa, mi raccomando, facciamo gli auguri oggi che è il giorno di Natale ai nostri telespettatori e anche un buon anno nuovo. Auguri! Caro Massimo, si dice che gli amici si vedono nel momento del bisogno e quindi quando il bisogno chiama gli amici corrono. Caro Massimo, dobbiamo fare gli auguri ai nostri telespettatori. Ecco qua, in un momento particolare del nostro Natale abbiamo forse, non so se siete riusciti a vedere il nostro Massimo, lanciamo il servizio e continuiamo a sorridere insieme.
Siamo a Treviso, sono qui con la signora Lucia e siamo nel museo dei mini presepi. I mini presepi qui non siamo molto abituati a vedere e sono mini presepi da tutto il mondo, dall'Africa, dall'Asia, dal Sud America, poi passiamo dalle parti più calde, parti più fredde tipo in Germania e sono talmente piccoli e particolari e ci ha incuriosito questa cosa e quindi siamo qui con la signora che ora ci dirà un po' lei cosa preferisce, che cosa le piace di più. Premetto che questa è un'idea sorta all'interno della Tarvisium Pro Loco, che è un'associazione antichissima perché è nata nel 1902 e abbiamo all'interno un nostro personaggio, un socio che si chiama Renato, il quale ha girato il mondo e come sua impegno ogni volta ha portato un piccolo presepio. Allora il fatto che siano mini è anche perché sono trasportabili e poi perché abbiamo voluto questo perché le cose grandi di solito sono anche un po' dispersive oppure si vede nella globalità l'oggetto. Invece qui sei proprio spinto a guardare il particolare, il dettaglio e così anche tutte le espressioni che ogni nazione ha voluto dare, perché come giustamente diceva ogni latitudine ha climi e situazioni differenti, materiali anche diversi e allora ognuno ha sempre utilizzato quello che fa parte della sua tradizione, appunto anche come materiale, per esprimere una cosa che è così antica nel tempo, nella storia, da così rievocarla ogni anno con una modalità nuova ma sempre legati a una tradizione. Oggi si festeggia il Natale e quindi le auguriamo buone feste. A tutti voi che lavorate, immagino proprio i giorni di festa, e a tutti i trevigiani e a quelli che vengono a visitare la città. Beh ragazzi, io inizio a essere un po' stanco perché ho anche i miei annetti. Se mi offrite un caffè... Un caffè? Sei sicuro? No dai, prendi un cioccolato. Fabio e il nostro Davide, immancabili per quanto riguarda la realizzazione dei nostri fantastici software e tanta tecnologia nelle loro sapienti mani. A volte invece li troviamo qui alla macchinetta del caffè e infatti vi ho pizzicato. Sì, infatti. Volevo fare gli auguri di Natale a tutti quanti. Adesso, come sempre, visto che questo è il nostro speciale di Natale, andiamo a scoprire posti nuovi, magari a Bassano, magari a Verona, a Vicenza, chi lo sa, lei è di Vicenza. A Vicenza, scopriamo i Colli Iberici, sono bellissimi da visitare, c'è l'Alta Via di Iberici, venite a trovarci. Bene, quindi seguite il consiglio del nostro Fabio. Bene, una sorpresa di Natale sicuramente insieme a quelli che noi a Padova chiamiamo nonni paletta, ma in realtà sono i nonni vigile, un'importanza fondamentale per i bambini, per la loro sicurezza e naturalmente anche la sicurezza all'esterno delle scuole, perché ahimè, signor Giuseppe, fuori dalle scuole gira purtroppo anche la droga, quindi importante è essere presenti e vigili. Bene, quello che io ho cercato sempre di dire anche ai miei colleghi e nonostante io abbia smesso dopo 25 anni, continuo sempre a dirlo, cioè che non basta solo l'attenzione nel far uscire i bambini, che ci vuole, importantissima, ma anche quella di controllare e guardare chi le sta vicino. Esatto, perché le scuole possono essere belli ambienti ma anche a volte rischiosi. Però devo dire una cosa giusta, almeno per adesso, per tanti anni nelle nostre scuole, con la nostra specifica sorveglianza buona, non si è verificato, direi, quasi nulla. Al di là di qualche segnalazione fatta, ma immediatamente è sparita. Allora, quanti siete più o meno in tutto come volontari? Intorno ai 37 di più, adesso siamo arrivati a 52, 53. E allora adesso 37 o 53 che siano, facciamo gli auguri di buon Natale agli amici di TV7. Certo. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale a tutti. Ho scelto di fare gli auguri del Natale in mezzo alla gente. Questo perché ho la percezione che dove noi lavoriamo, qui ci sono le bancarelle, ci sono
i mercatini normali di questo periodo, ma richiamando anche tutta la nostra vita, la nostra storia, le nostre case, i nostri lavori, le nostre famiglie. Ecco, penso che fare gli auguri in questo ambiente sia la cosa migliore per indicare come il Signore voglia venire ad abitare dentro la nostra vita, dentro le nostre piazze, dentro le nostre storie. E dire oggi, in mezzo anche a tante tristezze, a tante sofferenze che ci sono, che il Signore è fedele e che il Signore continua ad essere accanto, ad essere vicino anche quando noi non riusciamo a percepirlo e siamo attratti e distratti da tutte le nostre cose, dalle fatiche del nostro vivere. E vorrei tramite questo strumento raggiungere con un senso di simpatia, di vicinanza e di affetto anche tutte le persone che sono più in difficoltà. Io credo che la fedeltà del Signore sia la vera celebrazione di questa ricorrenza, non tanto noi che ci rendiamo disponibili o accoglienti, cosa che pure è importante, ma quanto il Signore che non ci dimentica, non ci lascia ed è fedelmente presente in modo ricorrente, ripetitivo, perché noi qualche volta altrimenti rischiamo di dimenticarcene. Con questo a ciascuno e a tutti tanti auguri di Buon Natale.